Covid nell'azienda Tre Valli di Vazzola, 184 positivi tra lavoratori e familiari, ma il vertice di stamane tra ULSS, aziende e sindacati decide di non fermare la produzione che sarà ridotta. A meno di 48 ore dalla devastazione del maltempo, Verona cerca di rialzarsi, situazione tornata alla normalità in gran parte della città, dice il sindaco, restano i danni ingentissimi e nei campi in alcuni casi è distrutto il 100% del raccolto. Danni e rabbia a Cortina d'Ampezzo dopo la tromba d'aria di ieri sera, non solo l'evento straordinario, dito puntato anche sulla manutenzione dei tombini nella zona colpita. Dopo il report del Viminale che inquadra Mestre tra le capitali dello spaccio in Italia, siamo tornati nel rione di Via Piave dove ristoratori e residenti raccontano siamo ancora ostaggio di pusher e illegalità. Rocambolesco salvataggio questa mattina lungo il fiume Bacchiglione a Noventa Padovana. I vigili del fuoco hanno recuperato 2 giovani canoisti rimasti incagliati nelle chiuse. Elezioni regionali, tornano 9 candidati alla corsa presidente del Veneto. Simonetta Rubinato vince il ricorso sulle firme di Verona e il simbolo della lista. Novità per la 77esima mostra del cinema di Venezia, al via la prossima settimana. L'attore Matt Dillon entra a far parte della giuria presieduta da Cate Blanchett. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano gli aggiornamenti sul coronavirus in Veneto e diamo allora subito uno sguardo al bollettino di questa sera di Azienda Zero che segnala 65 casi positivi in più rispetto al bollettino di stamane. Dando uno sguardo alle province, vediamo Padova con 12 casi, 21 con Treviso che resta dunque la provincia che registra i maggiori incrementi, e poi Venezia con 11 casi, 9 a Verona, 6 a Vicenza, 1 a Belluno, 3 a Rovigo e 1 sia come domicilio fuori Veneto e assegnazione in corso. Resta invariato invece il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, 131 complessivamente, e sale invece di un'unità il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che sono complessivamente 8, e purtroppo dobbiamo anche registrare un nuovo decesso in Veneto nelle ultime ore. Questa dunque è la situazione in generale in Veneto e intanto rimane attenzionato il focolaio nell'azienda Tre Valli di Vazzola, siamo in provincia di Treviso, azienda che non chiude, nessuna zona rossa nonostante i casi siano oltre 180, sono tutti asintomatici, dicono dall'USL 2. La produzione però nel frattempo sarà dimezzata. Abbiamo deciso, vista la situazione che è sotto controllo, tenendo conto che l'azienda riesce anche a governare il sistema, di mantenere aperta l'azienda AIA e continuare il lavoro, tenendo conto anche che la produttività deve andare avanti. Quindi la produzione va avanti, nessuna zona rossa. La produzione va avanti quindi alla Tre Valli di Vazzola, così ha deciso il tavolo convocato in prefettura tra dirigenza del gruppo veronesi, sindacati, comune e ULSS 2. Una decisione non scontata. Abbiamo testato 560 lavoratori, 178 sono positivi, 382 negativi. Stiamo facendo i contatti stretti, su 145, 21 sono positivi. E la cosa positiva è che tutte le persone che hanno contratto il virus sono asintomatiche, questo è importante, quindi nessuno in ospedale, nessuno in rianimazione. Operativamente la sicurezza in fabbrica sarà garantita dimezzando la produzione, questo sia per assicurare il distanziamento, sia perché molti lavoratori sono in quarantena. La nostra posizione è nel pieno rispetto di quello che prevedono le disposizioni di legge e mettiamo in atto tutte le misure sanitarie e di distanziamento possibili per mantenere in sicurezza i lavoratori. La produzione è ridotta al 50%. Nel frattempo proseguirà l'attività di screening su dipendenti interni delle cooperative familiari, un quadro complicato visto che si aggiungono anche soggetti di rientro dalle ferie. Ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di screening con questi test rapidi che da poco sono stati anche autorizzati dall'Istituto Superiore della Sanità. Altra questione sul tavolo il fatto che molti lavoratori siano andati al lavoro dopo l'esecuzione del tampone e prima di avere l'esito. Noi abbiamo posto il quesito direttamente all'USL. L'USL ci ha rassicurato dicendoci che questa è una procedura che applicano normalmente, soprattutto verificando già dai primi campioni che c'erano tanti asintomatici.
Questo ci lascia ancora un po' di perplessità. Inevitabile guardare anche a eventuali contraccolpi occupazionali o danni d'immagine. Io mi auguro che non ci sia, perché l'azienda è seria, fa parte di una delle industrie più importanti a livello italiano, e comunque l'azienda possiamo dire che ha fatto tutto quanto necessario. Torniamo a parlare tra poco del coronavirus. Adesso apriamo la pagina dedicata al maltempo di queste ultime ore in Veneto. Partiamo dalla devastazione di Verona, 48 ore dalla grande paura. La città pian piano tenta di rialzarsi. Situazione tornata alla normalità in gran parte di Verona, dice il sindaco Sboarina. Ora si procederà con la conta dei danni ingentissimi. Intanto anche l'agricoltura in ginocchio, dice la Coldiretti, in alcuni casi il 100% del raccolto è andato completamente distrutto. Di tutte le strade, di tutte quelle cose che avete visto nelle immagini della giornata di domenica, siamo riusciti nel giro di poche ore a far ritornare tutto alla normalità. Da domenica sera vigili del fuoco, volontari della protezione civile, cittadini di Verona al lavoro giorno e notte per ripulire strade, negozi, abitazioni dopo la grande paura. La nostra priorità era riportare la situazione alla normalità, spiega il sindaco Sboarina, che ha deciso di tenere attivo il COC anche nei prossimi giorni. Poi si procederà con la conta precisa dei danni, decine di milioni di euro tra patrimonio pubblico e beni privati. Sono nella mia stanza con gli scuri chiusi perché i vetri di Palazzo Barbieri del comune qui in Piazza Bra sono esplosi completamente. Anche i palazzi storici, palazzi Scaligeri, quindi quelli che si affacciano su Piazza delle Erbe, dove abbiamo la Galleria d'Arte Moderna, anche lì sono esplosi tantissimi vetri, così come il Museo di Storia Naturale, che è una nostra eccellenza, ha subito degli allagamenti, anche lì l'esplosione di una serie di tantissimi vetri, ma poi, come vedete, gli alberi, pali di illuminazione, impianti semaforici, strade, marciapiedi, giardini. Un elenco lunghissimo, basti dire che nella sola notte di domenica sono state oltre 3.000 le richieste di aiuto, oltre 500 gli alberi abbattuti dalla furia del vento, tra questi anche il cosiddetto cipresso di Goethe, un esemplare secolare divenuto vero e proprio simbolo del giardino di Villa Giusti, un fenomeno atmosferico particolare che ha scatenato la sua potenza sulla città. È stata proprio una striscia, cioè la striscia che parte dal lago di Garda, dove probabilmente si è generato questo evento incredibile, e poi venendo verso la città ha colpito tutta la nostra Valpolicella, ha attraversato la città. Tenete conto che la parte più a sud della città in realtà non è stata praticamente colpita, purtroppo scaricando proprio nella zona della città il massimo della sua furia. Danni pesantissimi anche all'agricoltura nella fascia compresa tra la parte est di Verona fino alla Valpolicella, toccando Isola della Scala e la frazione di Tarmassia. Dove colpito ha fatto danni tremendi, danni del 100%, quindi di fatto il raccolto è totalmente compromesso e chiaramente potrebbe portare dei problemi anche per la successiva stagione produttiva. Stimava il Consorzio di tutela vini della Valpolicella circa un 5% della superficie. Non è molto, ma dove ha colpito ha fatto veramente, come ripeto, danni del 100%. Intanto non si placano le polemiche dopo il tweet del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che di fronte a quanto accaduto aveva parlato di karma riferendosi ai cittadini nazifascisti e nazisti. Oggi le sue scuse a Verona attraverso le pagine del quotidiano. Ho sbagliato, scrive, perché non intendevo invocare una punizione divina contro chi che sia, parole che però non hanno fatto cambiare idea al sindaco Sboarina. Questa mattina abbiamo deciso in giunta di querelarlo e di fare un esposto all'ordine dei giornalisti, perché poi scuse non si riesce a capire, perché il tweet di ieri era sufficientemente chiaro. Non è più accettabile, cioè io non accetto più che ci siano gratuitamente, anche e soprattutto in costanza di situazioni di questo tipo, in cui siamo tutti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, a rimettere in ordine quello che il nubifragio ha distrutto, ci sia qualcuno che si prende la libertà di insultare, di offendere in modo gratuito. Da Verona a Cortina, dove ieri sera è stata di nuovo emergenza per una bomba d'acqua che si è scaricata con violenza nella zona tra Maion e Verocai, ad essere maggiormente colpita via Castello. Le primissime immagini della devastazione sono giunte ieri sera in redazione da un turista che stamattina abbiamo incontrato. Casa allagata. È stata una cosa velocissima perché ero in centro,
Ho detto adesso torno a casa perché praticamente sì, ha fatto dei temporali, però nessuno immaginava una roba del genere. C'erano 2 laghi, due fiumi praticamente sui lati della casa che andavano giù, hanno fatto 1,20 m in cantina. Andiamo a vedere, perché i danni sono soprattutto in basso. Con le torce dei telefonini vi facciamo vedere il livello raggiunto dall'acqua ieri sera. Si vede chiaramente gli schizzi su tutto il muro e il livello dell'acqua che è arrivato fino qui ancora c'è dell'acqua. L'acqua è scesa da queste scale, si vede ancora del fango, all'interno ci sono i vigili del fuoco che stanno svolgendo i loro sopralluoghi. Qui c'è acqua dappertutto, acqua ovunque, fango. È tutto distrutto praticamente. Valigie, cose depositate, è tutto andato, penso. Lo avete visto, danni ingenti anche qui, gli interventi dei vigili del fuoco, oltre una cinquantina nella sola serata di ieri. Stamattina il lavoro dei pompieri si è concentrato in via Castello, una tragedia veramente scioccante, ci ha detto un turista veneziano che a Cortina è ormai di casa. Abbiamo effettuato una cinquantina di interventi con 10 squadre, circa 40 operatori. Che cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato molti allagamenti di interrati, di garage, degli appartamenti purtroppo. Sono veneziano e mai avrei creduto di subire un'alluvione a Cortina. L'inferno su una precisa area di Cortina, a ridosso di Corso Italia, si è scatenato attorno alle 19, un nubifragio violentissimo dalle conseguenze disastrose per l'area di Mayonne, densamente abitata. Quanti danni ci sono? Parecchi, siamo stati un po' tra quelli sfortunati, però non ci sono stati danni fisici alle persone, per cui non possiamo neanche lamentarci, diciamo. Non ho mai visto tanta acqua, però siamo fortunati. Una tragedia, perché vedere un mare d'acqua qui davanti, entrare poi col fango dentro, è stata una cosa veramente scioccante. Sulle cause pare non ci siano dubbi, la violenza dell'acqua ha fatto esondare un rio cementato, la scarsa manutenzione dei tombini, denunciano i residenti della zona, ha fatto il resto. Però quest'acqua che correva lungo la strada avrebbe dovuto defluire nei tombini. I pompieri hanno trovato che tutti i tombini qui della strada erano intasati di sassi e di fango, quindi c'è una mancata manutenzione, mi spiace, ma da parte del comune. Il problema è un po' generale, cioè Genova, i precedenti di Genova dicono come l'Italia, incementata, basta un niente, piogge e i ruscelli esondano. I danni subiti dalla palazzina di Via del Castello sono ingenti, in tilt l'ascensore, l'impianto elettrico e la caldaia. Ci vorrà all'incirca un mese per riportare la situazione alla normalità, ma ormai per i turisti di quella residenza le vacanze si sono concluse anzitempo. Vi proponiamo il sondaggio di questa sera, il cui risultato verrà dato nel corso di Ring, che lo ricordiamo raddoppia non solo il lunedì ma anche il martedì sera in prima serata dalle 21:15 su Antenna 3. Ecco il quesito che vi proponiamo questa sera: Covid ed elezioni, vi fidate di andare ai seggi? Se la vostra risposta è sì, numero è lo 0422 1626 691, lo 0422 1626 690, il numero invece da comporre se la vostra risposta è no. La chiamata, lo ricordiamo, è gratuita ed è sufficiente fare uno squillo ed automaticamente la vostra risposta verrà registrata. Alluvioni e maltempo, continuiamo dunque a parlare del maltempo, serve prevenzione, tuona. Patrizia Bartelle, candidata alla presidenza della regione con la lista Veneto Ecologia e Solidarietà, che punta il dito contro le scelte di Palazzo Balbi. Sentiamo allora le sue parole. Quanto successo a Verona in questi ultimi giorni non è altro che la rappresentazione plastica del cambiamento climatico che stiamo vivendo.
La politica doveva farsi carico di questi problemi, come? Con una programmazione corretta del territorio, manutentando i territori e evitando sempre maggiore cementificazione. Un'opera importantissima di cui il Veneto ha bisogno è il rifacimento delle reti fognarie per poter far defluire velocemente le acque. Ricordo che le nostre reti fognarie hanno in media più di 50 anni. I soldi per fare questa grande opera dove li avremmo trovati? Avremmo potuto pensare di destinare i milioni di euro che stiamo mettendo su un'opera inutile quale la Pedemontana a disposizione di tutti i cittadini veneti. Adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta nel caos che investe la ripresa della scuola in questa fase di convivenza con il coronavirus, anche le direttive su distanziamento e mezzi pubblici. In giornata un tavolo di confronto tra MOM, provveditorato e provincia. Tra le criticità quella di fornire un servizio a studenti di istituti che avranno ingressi ad orari scaglionati. La norma che in questo momento regola il trasporto pubblico e quindi anche l'affollamento di mezzi è l'ordinanza che ha fatto il governatore Zaia il 13 di agosto. Quindi in questo momento vale il 100% sia di posti a sedere che posti in piedi. Ad oggi la normativa di riferimento è quella regionale, ma sul trasporto pubblico regna ancora la confusione per mancanza di direttive chiare da parte del governo. Se dovesse valere la regola del distanziamento sociale anche all'interno dei mezzi pubblici, come da espressione del Comitato Scientifico Nazionale, il servizio per la ripartenza scolastica non potrebbe essere garantito. Se vale il principio del distanziamento sociale, ovviamente noi non riusciremo a garantire la mobilità, perché nel caso specifico avremmo la possibilità su un mezzo di una capienza del 50-60% e quindi avremmo grossissime difficoltà a garantire la mobilità per le scuole. 480 i mezzi della mobilità di Marca che oggi si siede ad un tavolo con provincia e provveditorato per definire le strategie del trasporto rivolto alle scuole a pochi giorni dal via, in virtù di esigenze e criticità portate sul tavolo dai singoli istituti trevigiani. Adeguarsi alle entrate scaglionate è la difficoltà maggiore, non tanto per la mobilità urbana, i cui tempi e percorrenze sono ridotti, quanto per l'extraurbana che a fronte di un ingresso alle 8 e uno alle 9, ad esempio, non riuscirebbe a compiere il medesimo tragitto 2 volte. Ci possono essere delle soluzioni alternative, l'utilizzo per esempio di mezzi dei privati può essere un'alternativa, però è un problema anche di risorse, perché questo vuol dire impiegare risorse diverse da quelle che abbiamo. Un protocollo della Regione per permettere ai parenti la visita agli ospiti delle case di riposo. Da Padova la proposta di Daniela Sbrollini, candidata Presidente della Regione per Italia Viva, che ha incontrato un comitato di familiari di anziani ospiti delle RSA. Ho scritto all'assessore Lanzarin raccogliendo le istanze delle famiglie, chiedendo che con la massima sicurezza, la massima protezione, queste persone possano finalmente dare anche una carezza, avere un contatto fisico con i loro familiari. E ora c'è bisogno invece di dare loro la possibilità di riavvicinare anche la relazione umana, l'affetto che queste persone hanno bisogno di sentire. Abbiamo visto che ci sono dei casi in cui questi anziani, questi disabili sono dimagriti anche di 8-10 kg, hanno avuto un regresso molto molto drammatico, molto difficile e complicato, e quindi per tutte queste ragioni io chiedo alla Regione di avere almeno un po' di umanità, di rispondere e di dare una risposta che vada nella direzione di un contatto fisico, un rapporto di nuovo di avvicinamento, di affetto per questi anziani. Nel frattempo la candidata di Italia Viva chiede alla Regione che entro ottobre venga messa a punto la riforma delle IPAB. Da quando esiste nel 2000 circa la legge nazionale sulle IPAB, di trasformare le strutture
strutture appunto con una governance pubblica, sono rimaste le uniche 2 regioni a non aver applicato e a non aver approvato la riforma delle IPAB. Le conseguenze sono molto semplici, cioè paghiamo delle rette altissime, ci sono delle liste d'attesa, c'è una riduzione anche dei posti letto, sappiamo, molto preoccupante, di conseguenza le famiglie devono pagare molto di più per avere meno servizi a causa di una riforma che è rimasta nel cassetto da circa 20 anni. Tornano 9 i candidati alla presidenza della Regione Veneto. La Corte d'Appello di Venezia infatti ha accolto il doppio ricorso presentato dalla lista di Simonetta Rubinato. Il ricorso contro l'esclusione della nostra lista provinciale per Verona è stato accolto, si legge in una nota. Infatti delle 363 autentiche di sottoscrizioni invalidate dall'ufficio elettorale del Tribunale di Verona, l'ufficio elettorale regionale ne ha riconosciuto la piena validità per 335 e solo 28 sono state annullate per motivi formali. È stato inoltre accolto il nostro ricorso sul contrassegno del nostro candidato presidente, continua la nota, ed è stata quindi ammessa la candidatura a presidente di Simonetta Rubinato con un nuovo contrassegno che abbiamo depositato ieri, anche se sin dai primi di agosto noi avevamo raccolto 1667 firme per presentare la candidatura collegata proprio con il logo che c'era stato contestato. Nonostante il nostro sia stato quindi presentato ai cittadini prima, siamo stati costretti a modificarlo per una terza volta fino all'approvazione di questa mattina. Voltiamo pagina, siamo tornati nel rione di via Piave a Mestre, dove ristoratori e residenti sostengono di vivere in ostaggio di pusher e illegalità e per la sicurezza si fa ancora troppo poco, dicono così, dopo il report del Ministero dell'Interno che vede Mestre tra le capitali dello spaccio in Italia. Vedi proprio tossici che si fanno le dosi in strada in pieno giorno ormai. E poi anche di violenza proprio, quindi per noi ristoratori o gente in cattività è anche un problema questo, a parte la questione Covid che vabbè, quello non è colpa di nessuno e è un problema per tutti, il problema è proprio il degrado della zona. Via Sernaglia, Mestre, laterale di via Piave. Qui siamo a 2 passi dalla stazione ferroviaria in uno dei noti triangoli dello spaccio della città, dove anche noi con la nostra troupe, prima di questa intervista, abbiamo assistito in diretta ad una cessione di droga in pieno giorno, nella parallela via Ortigara, dove i pusher da tempo hanno preso il controllo della strada. Nel racconto di questo residente, ciò che abbiamo visto anche noi con i nostri occhi. Spaccio continuo, è ricominciato come sempre, come l'altro anno. E sì, dai, si vede ogni giorno anche qua, spacciano, si ferma la macchina, danno i soldini e basta. E anche il ristoratore a suffragare l'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno che pone Mestre capitale dello spaccio di droga in Italia e terza solo a Roma e Milano. La gente ha anche paura di parcheggiarmi la macchina davanti al ristorante, quindi... Pieno giorno? Sì, ma dalle 8 del mattino a mezzanotte. Ma perché sono violenti questi spacciatori? C'è anche atti di violenza, sì. È più tra loro, ma ci sono comunque. Spacciatori che non temono nulla, nemmeno le forze dell'ordine, di cui sembra siano addirittura a conoscenza degli orari dei loro pattugliamenti. Ci sono le forze dell'ordine, solo che hanno anche loro i suoi orari, non possono essere 24 ore al giorno qua e loro sanno benissimo quando venire. Qui nel rione, con il noto parco Bainsizza, notoriamente il luogo del degrado, si vogliono risposte, le stesse dicono che verranno chieste a breve nella cabina di voto. Noi possiamo lamentarci, fare quello, dare la nostra voce, ma lì deve essere il comune a prendere una posizione. Rocambolesco salvataggio questa mattina lungo il fiume Bacchiglione a Noventa a Padovana. I vigili del fuoco hanno recuperato 2 giovani canoisti, entrambi scout di 17 e 27 anni, che sono rimasti fortunatamente illesi e che sono rimasti incastrati con il loro kayak nel rullo della chiusa del fiume Bacchiglione a Noventa Padovana. I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale SAF, hanno tratto in salvo i 2 giovani, li hanno portati a riva e hanno dato loro indumenti
asciutti e caldi. Novità per la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al via la prossima settimana. Matt Dillon entra a far parte della giuria internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia, presieduta dall'attrice Cate Blanchett. Dillon, storico volto del cinema americano a partire dagli anni 80, interprete di famosi film, tra cui Il selvaggio di Francis Ford Coppola, sostituisce il regista rumeno Cristi Puio, impossibilitato a partecipare. Lo abbiamo già detto, raddoppia Ring, non solo il lunedì ma anche in onda questa sera alle 21:15 in diretta su Antenna 3, ospiti in studio Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Enrico Rinuncini del Partito Democratico, Massimiliano Barison della lista Veneta Autonomie, poi Patrizia Bartelle, candidato presidente Veneto Ecologia e Solidarietà, e Paolo Girotto, candidato presidente del Movimento Trevi. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Torna nuovamente l'alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio sarà una bella giornata. Il dettaglio di mercoledì 26 agosto. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori della nostra regione, non sono previste piogge, sarà il sole il protagonista. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, al pomeriggio sarà possibile solamente qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità anche qui, sarà soleggiato, il cielo sarà sereno con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, anche qui prevale il bel tempo con tanto sole, salvo per qualche annuvolamento sui settori meridionali della nostra regione, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime sui 16-17 gradi, massime invece fino a 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.